parte della storia di questa città e fa parte ormai della vita quotidiana, giorno per giorno, dei cittadini di Feltre. In questo momento stesso non si può più parlare, non liceti, con i contraddaioli dell'altro quartiere, ma domenica sera, dopo l'assegnazione del Draco in Prada del Moro, sarà festa per tutti, festeggiando ovviamente il migliore. Io credo che l'ambientazione di questo teatro ci dica perché a Feltre si fa il Palio. Feltre è città non veneta, mi verrebbe da dire, ma veneziana. Il 1404 rappresenta la dedizione della città. Esiste la parola sfida per il Palio. Quando ti scendono le lacrime perché senti suonare un tamburo. Quando sorridi nel vedere le acrobazie delle bandiere. Quando dentro senti l'orgoglio di vedere sfilare abiti confezionati a mano e hai potuto vedere con i tuoi occhi come nasce, con che passione, con quale attenzione in particolare. Invito quindi i quartieri ad uscire nel seguente ordine: Portoria, Santo Stefano, Castello e Turco. In maniera assolutamente unica gli atleti che difenderanno i nostri colori. Non siamo una squadra, siamo un battaglione! E domenica vinceremo! Forza Duomo! Grazie Diana. E deliberiamo di offrire il dominio e l'impero
sulla città di Feltre. E con questo dichiaro aperti i giochi. Ed ecco perché le contestazioni che poi su di voi e con voi rimanga sempre. Ai muscoli delle gambe. a questo punto la partenza valida, attenzione al portone, si porta. Vince il Palio 2017 con punti 20 il quartiere Portoria.